Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e bentrovati al nostro appuntamento di oggi con Onda Libera, dedicato per così dire ai due Mattei, Matteo Renzi nella versione Crozza però che è decisamente più efficace dell'originale secondo me, e peraltro nella seconda parte della trasmissione invece ascolteremo Matteo Salvini nella conferenza stampa nella quale ha toccato diversi argomenti oltre ai 5 referendum dei quali i giornali oggi hanno parlato molto poco a dire il vero e che sono presentati dalla Lega, raccolta firme a partire da marzo. Ne sentiremo parlare naturalmente insieme a tanto altro nella conferenza stampa che Matteo Salvini ha tenuto ieri nella sede della stampa estera a Roma. Per quanto riguarda il primo Matteo Renzi, prima di ascoltare la versione più veritiera di Crozza, ma senza farci mancare nulla, con un occhio di riguardo anche ad Alan Friedman, colui che è stato lo strumento attraverso il quale si è scatenata tramite il Corriere della Sera tutta la bagarre che ha portato così velocemente a quanto pare al governo Renzi prossimo venturo. Prima di questo però merita un approfondimento l'articolo di Davide Vecchi sul Fatto Quotidiano di oggi, laddove si narra di alcuni degli amici di Renzi, Alessandro Baricco e Oscar Farinetti, che sono peraltro anche tra gli ipotetici ministri dell'ipotetico e prossimo venturo governo Renzi. I due, Baricco e Farinetti, Baricco lo scrittore, Farinetti il patron di Italy, oltre a essere amici di Renzi sono anche soci dal 13 maggio del 2013, quando Farinetti, attraverso una controllata, una società affidata al figlio Francesco e creata ad hoc 10 giorni prima, la Italy Media, ha acquistato il 25% della Holden SRL di Baricco per 800.000 euro. La partecipazione è poi aumentata fino all'attuale 36,7% a scapito degli altri due soci, Baricco stesso e la F2005 del gruppo Feltrinelli, che oggi detengono il 31,7% e il 31,5%. Quindi Farinetti è diventato socio di maggioranza della Holden SRL dello scrittore Alessandro Baricco. Nella SRL di Torino però c'è anche l'uomo più fidato di Matteo Renzi, il suo raccoglitore di quattrini, di fondi, fundraiser in inglese, Marco Carrai, l'uomo che siede in tante banche e in tante società americano-israeliane di cui ha parlato il Sole 24 Ore con Claudio Gatti nell'articolo che leggemmo a suo tempo, l'uomo ombra del renzismo, Marco Carrai, giovane, molto giovane, ma piccolo Mastrapasqua, con tante poltrone nelle banche e in altre società. Ed è anche l'uomo che raccoglie i fondi per Matteo Renzi. È stato Carrai a presentare Baricco a Matteo Renzi e a convincerlo a intervenire alla Leopolda nel novembre 2012. Carrai è bravissimo a raccogliere fondi da imprenditori e finanzieri per le campagne elettorali di Matteo Renzi. Sono 3 i soci dunque, sostanzialmente, della Holden SRL di Baricco, ovvero lo scrittore, Farinetti, Italy, e Carrai, l'uomo di Matteo Renzi. La scuola Holden in meno di un anno è diventata un perno dell'universo renziano, scrive oggi Davide Vecchi. L'arrivo di Italy Media, cioè di Farinetti tramite il figlio, Francesco Farinetti, ha apportato nuovi capitali, nuovi quattrini, benché la società di Farinetti sia una SRL con capitale versato di appena 25.000 euro e ha sborsato 1 milione di euro per entrare nella società di Baricco, un'altra SRL. La Italy Media, attraverso la quale Farinetti è entrato nella SRL di Baricco insieme all'uomo di Renzi Carrai, ha un amministratore unico, il figlio di Farinetti, Francesco, e non si conoscono ancora i conti economici, visto che è nata nel 2013. Più volte il Fatto ha cercato di contattare Italy senza riuscire a ottenere una risposta in 10 giorni. La scuola di Baricco, nella quale sono soci anche Farinetti e l'uomo di Renzi, Carrai, la Holden SRL, nel settembre 2012 ha firmato una convenzione col Comune di Torino per avere in uso l'ex caserma Cavalli, 4.000 metri quadri in cui trasferire la propria sede. Spazio enorme concesso dal Comune di Torino per 30 anni in cambio della ristrutturazione degli edifici. Un impegno da 3.600.000 euro. Gravoso, notevole, progetto più che impegnativo, eppure la scuola Holden di Baricco ha vinto il regolare bando del Comune di Torino ricevendo la benedizione del sindaco Fassino, che ha partecipato all'inaugurazione dei primi spazi ristrutturati
nel quartiere di Borgodora lo scorso 14 settembre. Quella sera c'erano tutti. Matteo Renzi ha cenato con Oscar Farinetti e poi i due, insieme, si sono presentati alla Holden di Baricco, dove ad aspettarli hanno trovato anche Fassino. Sono qua per amicizia, che è la cosa più bella che c'è, ha detto Renzi. Quanto ad Alan Friedman, è comparso in questi giorni in TV a reti unificate. Il giornalista statunitense ha saltellato da una trasmissione televisiva all'altra e lo ha beccato in una notarella anche il Fatto Quotidiano di oggi sotto il titolo Imprudenze. C'è da promuovere naturalmente Ammazziamo il Gattopardo, il libro con i famosi retroscena, lo scoop dell'acqua calda dell'incontro avvenuto nel 2011 tra Napolitano e Mario Monti. Martedì scorso Friedman e Monti erano a Omnibus sulla 7. Monti ha detto: ci aspettiamo un Friedman Leaks, cioè una serie di rivelazioni centellinate nel tempo. La conduttrice Alessandra Sardoni ha detto: attenzione, se no diventa come il libro di Vespa. E Alan Friedman ha risposto con uno scongiuro, anzi due: il gesto delle corna, un paio per ogni mano. Ma il giornalista americano, nota il Fatto Quotidiano, ha tralasciato un dettaglio, perché alla fine di quella giornata lo attendeva una poltrona bianca su Rai 1, quella di Bruno Vespa nel salotto di Porta a Porta. Ma nell'ottobre scorso, Friedman è stato anche a Piazza Pulita, sempre sulla 7, ospite di Corrado Formigli. Quella sera si era parlato anche della manifestazione della Lega Nord a Torino contro l'immigrazione clandestina incontrollata. Ospite anche la direttora della Padania, Aurora Lussana, che aveva fatto il suo commento sulla manifestazione di Torino. Sentite un po' Friedman, quello originale, poi passiamo a Crozza, perché anche lì coglie meglio il personaggio, forse più di quello originale, però quello originale, dopo aver visto un filmato della manifestazione della Lega Nord a Torino, se n'è uscito con questa sparata qua. Sì, cerchiamo di fare un po' di ordine e mettere questo in contesto, perché qui volano le parole, anche parole indecenti. Numero uno, la retorica in quel film, in quella manifestazione anti-immigrazione, ha il forte sapore di razzismo, e questo è stata una manifestazione razzista. Numero uno, è gente di coscienze e gente per bene non accetta questo. Numero due, il partito di questo signore e la sua retorica in questo programma televisivo è quello classico dei fascisti e razzisti francesi che hanno vinto ora. Perché il modo in cui lei nega, il razzismo. Scusami, lasciami finire. Il modo in cui lei nega, e mette le mani avanti, non siamo razzisti, è proprio quello che Marine Le Pen dice in Francia quando vuole vincere i voti di poveri che spingere loro a contrastare persone di colore e immigrati. È un classico dell'economia, una classica della società. Numero 3, fammi finire, poi le ascolto. Poi le do la parola, stia tranquilla. C'è tempo, dopo. C'è tempo, non c'è problema. Numero 3. Stasera Corrado Famiglia ha avuto un scoop, perché ha avuto l'unione, il matrimonio in studio dei grillini e dei leghisti. Uno un partito di protesta e l'altro un partito, diciamo, che con tanti esponenti razzisti, e in questa unione hanno sposato questa idea di Casaleggio di non abrogare i Bossi-Fini. Allora vuol dire, scusami, e poi concludo, come i politici italiani dicono, e concludo che voi due e Beppe Grillo, e questo mi lascia perplesso, state dicendo praticamente che un italiano che vuol salvare un poveraccio che sta morendo a Lampedusa va rinviato a giudizio. Vergognatevi. Bene, allora... Te capì Alan Friedman cosa pensa della Lega e di Marine Le Pen? Ci ha detto tutto di chi è il signor americano Alan Friedman, che vuole Renzi al governo. Sentiamolo, va, meglio Crozza. Voglio vivere così, col sole in fronte, mentre Gaia ride. Buonasera caro risparmiatore, Stavo cantando, lo so, era bello quando c'era l'espansione economica e tutti cantavano voglio vivere col sole in fronte. Ma oggi invece siamo in un momento terribile, c'è la recessione che ci fa paura, che ci spaventa. Arriva dall'America, è già arrivata, da noi arriverà. Da dove arriva? Quando arriva? Ma da dove arriva sta recessione? Da dove arriva? Arriva da ovest.
come tutte le perturbazioni. Vedete qui in grafica c'è un fronte freddo che avanza e guarda un po' cosa c'è subito dietro il fronte freddo. La recessione. La recessione arriva sempre da ovest. Tutte le inculate arrivano tutte da ovest. Blockbuster, McDonald's, i mutui subprime, tutto viene da ovest. Ecco, vedete, la recessione copre tutta l'Europa, vedete? Le fabbriche, guardate le fabbriche qui, le fabbriche vanno verso la Cina. Vedi che il risparmiatore, chiudi qui, le fabbriche, ma i soldini si muovono in modo differente, le fabbriche vanno verso la Cina, ma i soldini si fermano qui in Europa e vanno verso il centro Europa, i soldi vanno verso Veduz, tutti i soldi vanno Veduz, ci viene di soldi Veduz. E il risparmiatore cosa fa? Il risparmiatore vede che arriva la recessione, le fabbriche se ne vanno via, il risparmiatore è fermo perché non ha più soldi, è stato licenziato, non può più produrre, se non produci non consumi, se non consumi non produci, è un gatto che si morde la coda, uno sfigato, una cosa così, il povero risparmiatore. Lo sappiamo, caro risparmiatore, il pane, il latte, il gasolio è facile aumentare per questi prezzi, ma per i igieni di consumo veramente indispensabili, brutte notizie, ancora di più. Già che eri raso terra, queste cose proprio ti dà una mazzata che ti butti sotto. Pensare che il battipalle è aumentato del 4,3%. Tutti gli uomini sanno cos'è un battipalle, fa male solo a dirlo. Il battipalle è la bacchetta che si usa per caricare i fucili antichi, quelli ad avancarica. È un oggetto fondamentale perché con la recessione non si può più comprare un fucile nuovo. Con il fucile ad avancarica, se fai una rapina, prima che spari sei già in Cassazione. È avancarica, capite? Altro prodotto che aumenta vertiginosamente è il martello per chiodi di garofano. Una cosa, non si può più piantare un chiodo di garofano dentro una cipolla del brodo, è aumentato il 5%. Ancora peggio, caro risparmiatore, se passiamo al reparto farmacia, il velcro da dentiera ha aumentato del 7%. Uno c'è una dentiera, se la poteva attaccare anche qua la dentiera, no? Te lo metti il velcro, lo metti un po' dappertutto, ha aumentato in modo vertiginoso. Altre cose che sono aumentate in modo vertiginoso, le pinne da free climber. Chi può farsi una bella arrampicata con la pinna, aumentate del 7%. Ma una cosa mostruosa che per tutti i cacciatori, tutti i pescatori, è aumentato il cane da pesca. Una cosa incredibile, il cane da pesca uno se lo portava una volta sott'acqua con la pinna, faceva un punto così, è aumentato in modo terribile. Purtroppo io potrei andare avanti per ore, ma come diceva il grande monetarista austriaco Karl Spendek, a fare i poveri non si spende nulla. Visto? Conviene. Arrivederci, ciao, Grafica. A fare i poveri non si spende nulla e le inculate arrivano da ovest, che può essere forse una chiave di lettura anche per l'attuale momento politico. Beh, cominciamo col Matteo 1, dai, poi sentiamo il Matteo 2 più tardi. È sempre Crozza che ci tiene compagnia stamattina nelle interpretazioni seriali nel suo show, Crozza nel Paese delle Meraviglie, di Matteo Renzi. Mi portate una cadrega, come dicono qui, a Genova diciamo carega, un qualcosa di design, vorrei per favore, posso avere per favore parrucca e denti, grazie. Grazie Andrea, puoi venire anche, oltre alla poltrona, se magari ci mettiamo Andrea Zalone. Allora, buonasera Renzi, buonasera. Senta Renzi, non cominciamo. Buonasera Renzi. Senta, io prima di tutto toccava a me, sono dimenticato. Prima di tutto la interrompo perché vorrei far vedere le persone che hanno ispirato che hanno ispirato il mio pensiero. Ah sì, il suo Pantheon, diciamo, quello che... Signori, ancora con queste parole, il Pantheon. Vabbè, siamo Pantheon, sicuri che il PD abbia bisogno di Pantheon? Vabbè, ma sa, è una cosa che... Non avrà più bisogno di Pantene. No. Ma perché? Perché io valgo. Non cominciamo, guardi. Le persone che mi hanno ispirato sono queste qui. Oh, vediamole. Ah, beh, certo. No. Napolitano, Gandhi, Kennedy, Blair, certo. Manca la più importante. Ah, quale? Simon Le Bon. No, guardi, non può. Del parlare del durandurare. Del durandurare, senta, non c'entra. Signori miei, sì. una cosa importante è che il PD deve essere anche adattabile, deve essere un camaleonte, deve cambiare, mutare, moderno, un PD moderno. Qui dove siamo noi? Sulla 7, siamo sulla 7. Sì. Che ora è? Sono le 21:40, 45. Adesso mi guardi? Sì. Anche voi chiudete tutti gli occhi. No, ma non possiamo parlare di politica. Chiudete gli occhi, per favore. Chiudiamo anche gli voi. occhi. Immaginate di essere alle 12:40 su canale 5. Sì. Riaprite gli occhi. Sì.
Ma no! Ma li ha cambiati! Ma come Claudio Dice, Vitti? sono cambiati. Ma Harry Potter! Perché i miei modelli cambiano in base al contenitore. Ho capito, ma... Lo sa che forma il brodo? Il brodo ha la forma della scodella. No, ho capito, sì, ma... Concavi coi convessi, convessi coi concavi. Ma cosa vuol dire? Che cazzo ne so? Vabbè, ma... Io... Signori miei, Domenica signori miei, ci sono le primarie, parliamo di contenuti, la prego. io non cerco modelli a cui Ho ispirarmi, capito, Sì. ma modelli con cui fotografarmi. Sì, vabbè, però... Il PD deve dimenticare la parola impossible, deve abbracciare un nuovo concetto, deve avere come suo unico obiettivo... Cosa? Photoshop. Ma no, guardi, senta, veramente. Fotografare Sì? per immortalare l'immortale No, amore. E cambiare perché? per ambire alla perfezione del cuore che cerca solo cerchi chiusi di odio da aprire chiusi? con chiavi di passione. Ma cosa dice ogni volta? Cosa dice ogni volta? Non si capisce. Scelga una carota! No, ma parliamo di politica. Domenica bisognerebbe andare a votare la carota. Scelga una carota, Non lo quella so. di destra, quella di sinistra. La destra, la destra. Sceglie la destra. Sì, sì. Lei è convinto di aver scelto liberamente? Beh, sì. In realtà, io invece ho manipolato il suo cervello. Aia. Il difficile è stato trovarlo. Vabbè, non faccio le battute, sì. Adesso mi dica, la carota di destra, devo buttarla o tenerla? Tenerla. Tenerla. Questa allora va a lei? Sì. Ok? Attenzione. Sì. Ne mangi un pezzo. Ma non... Ne mangi un pezzo? Ecco. Fatto, clamoroso, sta finito. Ma perché mi fa mangiare le carote? Perché una, signori miei, conteneva del curaro. No. Per fortuna non era quella che ha mangiato lei. Il trucco è che quella col curaro ha un segnetto in cima. Ma questo ha un segnetto in cima. Questa ce l'ha il segnetto in cima. Sì, è vero. Allora si sbrighi a farmi la domanda successiva. No. Vabbè. Renzi, guardi, la smetta, senta, la Corte Costituzionale, parliamo di cosa seria, la Corte Costituzionale ha bocciato il Porcellum, no? Oh mamma mia. Scusate se rido, non c'è da ridere. Noi ci cincischiamo su cosa dice la Corte Costituzionale, no, signori miei, là fuori ci sono migliaia di precari che aspettano dal PD risposte concrete. Questo è vero, ha ragione. Ragazzi che ogni mattina si svegliano e si chiedono: cosa? Avrò il tempo per fare acqua gym? No, lei è fuori. Ma guardi che in questo delicato passaggio storico, Porcellum, Mattarellum, Multicentrum, per gli italiani sono la stessa cosa. Ma no, sul Multicentrum sono vitamine, cosa dice? È giunto il tempo che il PD urli. Urli? Voleva dire urli. Il suo malessere che smetta di aver paura nell'usare parole forti, anzi che smetta proprio di usare parole. Ho capito, ma cosa usa? Scusi? Onomatopea. Parlare con i suoni, perché i suoni arrivano al cuore senza passare dal cervello, sono universali. Ma cosa sta dicendo? Se io dico ordinario, dopo la pubblicità proseguiamo. Hai mai sognato di ascoltare la radio con un suono perfetto? È arrivata la Digital Radio per ascoltare la radio che ami di più con una qualità perfetta. Muoviti a provare l'ascolto digital. Muoviti a sperimentare il suono che non ti abbandona mai. Muoviti a scoprire dove il servizio è già attivo su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania. La tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Salve!
Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Adesso su tutta la nostra produzione, saldi, saldi, saldi. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. E allora torniamo ad ascoltare il prossimo premier, Renzi. Parlare con i suoni, perché i suoni arrivano al cuore senza passare dal cervello, sono universali. Ma cosa sta dicendo? Se io dico tutti mi capiscono. Ma perché devi dire? Se io dico gulp, tutti mi capiscono. Capisco, Se io dico tutti mi capiscono. Ma non può parlare così. Da me non sentirete mai una frase come la macchina del governo Letta non funziona. No. Piuttosto sentirete la brum del nel governo. La brum del Renzi. Nel La governo, prego. tutti insieme, la brum del nel governo e noi la ripaghiamo col cervingo. No, sono problemi seri. E questo perché? Perché? Cerca suoni sinuosi, come sirene sincopate. Ma che sirene sincopate? Ma non dimenticare l'emozione, issa la vela del veliero della passione, La vela? e naufraga nel mare del fare, della marcia per fare. Ma cosa stai dicendo? Vabbè, senti. Signori miei, voglio fare un gioco. No, no, guardi, parliamo seriamente. Anche alle persone qui presenti. Ma parliamo di economia. A tutte le persone a casa. Parliamo di... Una cosa che spiega chiaramente la politica economica che ho in mente, va bene, signori però miei. se parliamo di economia va bene. Ha un block notice? Ci avete un taccuino, un block notice? Io il mio, se vuole, mi ero segnato... Vabbè, però mi sono segnato le domande che volevo fare. Vabbè. È mio, sì, non... ci tengo. Bello, è suo? Sì, è il mio block notice. È il suo block notice? Sì, è bianco, è nuovo, ho solo segnato le domande che... Vabbè. Signori, sì. Come si fa a risolvere il problema della crisi? Ecco, questo è interessante. La crisi economica, come si fa? Come si fa? Ce lo deve dire lei. Signori miei. Sì. Ci vorranno delle politiche? Ci vorranno delle politiche. Degli strumenti, non so. O forse ci vuole solo una alitata di ottimismo. Una alitata di ottimismo. Ma cosa c'è? Cosa vuole da me? Cosa vuole? No, prego, dai. Può alitare con ottimismo? Io alità? No, mamma. Ho alitato. No, non la faccio. Non faccio. Ho alitato. Non lo faccia più. Va bene. È lei che mi porta, mi fa mangiare le carote. Io non l'ho mai fatto, io non sono capace. Attenzione, guardi. Cosa fai con il mio block notice? Signori, questa è carta. Sì. Blocchettini. Sì, blocchettini. Noi dobbiamo scrivere di meno, perché scriviamo troppo. Ok. Lei ha già alitato? Sì. Sì. Ecco, signori miei, una cosa che a me piace è bravissimo capire del fare. Vabbè, lì ha messo €1 e mezzo, non l'avrò visto. Dell'ottenere, del capire, del voltare. No, signori miei. Ma è bravissimo. Ma come ha fatto? Allora, signori miei, questi bravissimo. sono dollari. Grazie. Ed era un block notice. È vero. Ma è bravissimo. Tenga questo. Perché, signori miei, ho fatto questo? Perché? Perché è il mio regalo di Natale. Vabbè, grazie. Sì. Questo è il PD del fare concreto. Però senta, parlando di primarie, lei teme Cooperlo e Civati? No, perché... Vabbè, lei se lo vede un popolo che si infiamma per Cooperlo? Non lo so, si vedrà domenica. Lo sa che quando Morfeo a sonno dice sono tra le braccia di Cooperlo? No, vabbè, no, non è vero, no. Non credo. Comunque, Civati invece... Civati, signori miei, a me piace riconoscere ai miei avversari lo stile, la forza, il carisma. Questo è vero. E io capisco che Civati piace molto. Sì, è vero. Civati ha quel carisma del tipico quale? Del quarto corista partendo da destra di Ivana Spagna. No, ma perché deve insultare? Ma non è vero. Ma cosa per fortuna, signori, no, non facciamo... che domenica cosa c'è? arrivo io e il paese cambierà
Verso! Quando fa così fa paura. Oi! Chi sono? No, ma cos'è? Ma possiamo parlare di politica? State attenti che domenica arrivo io. Ma la prego. Quello che dice fare. Ma perché? Se puoi cambiare verso, baby, puoi farti anche ipnotizzare. Ma chi sono? Mi conosci, sono un rottamatore. Rottamati stanno perché? tutti con me. Ora mi siedo proprio lì, baby. Ma che dove sedere anche Berlinguer. Sì. Al PD. Ah, al PD. Al PD. Al PD. Al PD. Renzi! Ma no, ma... Faccio il sogno come hai fatto Walter! Ma che Walter? Ma che... Questa volta verrò! Usato per lo do!
Le segretarie del PD. Studio in uno sport. Sì. A Enrico Letta. Ma no. Ho detto sto. Ma la prego. Scegli Renzi, dai, pure tu, che vengo No, ma addirittura. Ma quelli tu non sono veri gli addominali. Questo è il PD0. No, Mi la raccomando. prego. La prego. Tra poco. Mi raccomando. Straordinario Maurizio Crozza, vale più di 100.000 editoriali, specie se gli editoriali sono quelli che leggiamo in questi giorni. Senta Renzi, qual è la sua proposta di legge elettorale? Ma, guardi, sì? Mi dia un secondino perché prima devo zattare. Zattare? Ah, sì. No, ma... No, perché? No, ma... Vabbè. Ma... Velocissimo. Sì, ma... Vabbè. No, sei bravissimo. Cosa ha scritto? Cosa ha scritto? Fare, bravissimo, è veramente veloce, bravo, bravissimo. Però vabbè, adesso, bravissimo a chattare, però veramente qual è la sua proposta di legge elettorale, Renzi? Cos'è? La sua proposta di legge elettorale. Bene, io potrei dirle, ce l'ho. Bene, e qual è? Lo dirò l'8 dicembre. Perché? Quando sarò segretario del PD. Ma perché non la dice oggi? Perché a me non interessa cambiare la riforma elettorale. Ah no? Ma riformare gli elettori con il cambiamento. Cioè? Non ho capito. Io voglio che l'elettore sia parte integrante del decidere nell'interagire del fare. Che non subisca come un lombrico l'uscita del disco di Neck. Ma cosa dice? Cosa c'entra il disco di Neck? Ma cosa stai dicendo? Noi siamo sempre stati abituati a un politico che diceva l'idea e l'elettore che la subiva come un fan di Neck. Ma lasci stare Neck, scusi. L'elettore deve sapere interagire del partecipare del cambiamento del fare dove vuole andare a votare. No, guardi, non... Io voglio che gli elettori la mia idea la scopriano. Ho capito, ma come? Con una caccia al tesoro. Ma no, ma scusi, ma non può dirla questa... Io lascio un bigliettino in una sezione del PD, lei legge il bigliettino dove c'è un indizio e finisce su una ruota panoramica in Austria. In Austria? Sotto il sedile 34 trovo un altro indizio che la manda a Pamplona, in Spagna. Durante la corsa dei tori, sotto uno zoccolo del toro trovo un altro indizio. È Poi prende una piroga e costeggiando l'Oceano Atlantico risale fino a Londra, dove dietro un quadro c'è una busta con la parola dove l'elettore finalmente scopre cosa voglio fare. E cosa vuole fare? Cosa vuole fare? Questo. No. Menaie il camperlaio. Ah, ecco, vabbè, ma è bravissimo, No, ma di nuovo, ma sempre... Ma perché? Rimandare per dire. E dire per fare. Fare per saper fare. Far fare per saper fare la riforma elettorale senza dimenticare l'amare. Ma cosa ha detto? Ma cosa dice? Ma non può dirci qual è. Lei ha dei soldi con sé? Sì, ce li ho, sì. Bene, mi dia una banconota da 500 euro. Ma non ce l'ho, guardi. Mi spiace, non ho la banconota. 20? 20? Sì, 20 li ho, sì. 20. Sì, ho 20 euro, sì. Eccoli qua. Bene. Sì. Cosa fa? Sono miei, Sì. Lei sa firmare? Sì, certo, so firmare. Firmi. Sì, firmo. Signori miei, i nostri risparmi con la legge di stabilità. Ecco qua. Lo vedete? La firmata? Firmata. Fanno questa fine. No! Sono i nostri risparmi. Ma no, ma sono miei, quelli sono... Cosa fa? Cosa fa? No, ma... No! Adesso, guardi che... Allora, il signore si preoccupa, giustamente dice, sì. Renzi saprà fare. Beh, intanto gli ho dimostrato che so.
tagliare. Però i soldi miei, quindi... Le dimostro questa volta il potere della mente non ce l'ho io. No? Ce l'ha lei. Ce l'ho io. Va bene, sì, non mi tocchi, va bene. Prenda questa busta bianca. Sì, la prendo, sì. La apra. Sì. Però ci sono solo 2 euro, 2 euro, signori miei. Sì. Stop musica. Sono solo 2 euro che... Bene, sono quelli che servono per votare alle primarie di Renzi. Bene. No, ma mi ha fregato 18 euro, non fa ridere, non... ho capito, ma... Tiri fuori il foglietto che c'è nella busta, sì, lo mostri al pubblico. Sì. C'è scritto? Ma mi ha fregato 18 euro, è bravissimo. Signori, bravissimo. è il potere. È bravo. È il potere della mente. Sì, me li ha fregati, però è bravissimo. Però intanto questi giochetti, scusi, poi l'accusano di essere un po' lontana dai valori della sinistra, no? Lo sa, no? Le fabbriche, gli operai, lei proprio sono cose che non... Signori miei, sì? la cosa... Che cosa è la sinistra? Appunto. Gaber diceva cos'è la destra, cos'è la sinistra, esatto, per capire. Sì. Perché la sinistra è ancora ancorata alle fabbriche. Non è ancorata. Signori miei, non è più tempo di tute blu, no? Ma di Bluetooth. No, guardi, no, sono 2 cose diverse, il Bluetooth con le tute blu. Dice, ma allora non ti interessa la vita di chi ha fatto le scarpe che porti, di chi ha costruito la macchina che guidi? Certo. No, signori miei, no. Perché io rispetto la privacy. Ma non è un fatto di privacy, però, perché i lavoratori... E poi siamo sicuri, signori miei, che il lavoratore dopo 12 ore di lavoro 800 euro al mese, così stanco che quello che vuole è la lotta. Ma non deve farla lui, dovete farla voi per loro. È ovvio che alle 9 di sera uno... O magari quello che vuole veramente sentirsi è al centro dell'attenzione protagonista del suo tempo. Ma non credo, perché... Ed è per questo che certi simboli della sinistra, tipo questo... Quale? Oh, ecco, vede, c'è... diventano... Cosa? Questo. Ma no. Nike, sono sport. Ma che Nike? Ma cosa dici? Se lei guarda il film What Women Want, ma perché lei capirebbe perché la politica non sa affascinare. Non sa affascinare. E sapete perché? No, guardi, no. Non è facile. Non è col falciare e il martellare che puoi guardare il mare. Non devi stare, ma devi andare. Ma cosa dici? Con la suola che fa traspirare per correre e arrivare in fondo al traguardo che si chiama te stesso. Ma cosa sta dicendo? Non possiamo parlare di politica. Facciamo un gioco. Ma no, facciamo un gioco. Non lo facciamo il gioco. Scopriamo insieme che succede nella dirigenza del PD. Va bene? Ma non ce lo può dire. Lo facciamo insieme? Ma no. Bene, ma non ce lo può dire. La prego. Ce lo dica cosa succede. Perché io non comunico con la bocca, ma con l'apparato ventricolare. Ma cosa sta dicendo? Stacca sul mio primo piano. Sì, ma non stacca sul primo piano. No. Devi guardare che è il cuore. Il cuore, sì. Ora io voglio dire che la dirigenza del PD, non voglio dire che è polverosa. No? Che è decrepita, marcia, perché detto. io ho profondo rispetto. Però l'ha detto, intanto. Ma seguite le mie semplici istruzioni e saprete quello che succede davvero nel PD. Quindi facciamo il gioco, va bene. Partecipate anche da casa. Sì. Anche chi è di sinistra, perché io non faccio discriminazione. Ma guardi che dovrebbe parlare a loro. Io, vabbè. Anche quelli di sinistra, vabbè. Mamma mia. A parlare seriamente. Guardatemi. Sì, la guardiamo. Tutto il paese mi guardi? Sì. Pensate un numero da 1 a 10. Va bene. Fatto? Sì. Raddoppiatelo. Sì. Va bene. Bene, fissatelo bene nella memoria. L'abbiamo fatto. Sì. Aggiungetene 8. 8. Fatto? Sì. Dividetelo per 2. Va bene. Sì. Togliete il numero che avete pensato all'inizio. Sì. Molto bene. Sì. Adesso avete un numero. A questo numero corrisponde una lettera, come da schema. Ah, sì. Sì, sì. Ok. Bene. Ora pensate a un politico del PD con i baffi che ha come iniziale la lettera che avete ottenuto. Sì. Per favore, per favore, per favore. Aspettate, no, se no poi... Facciamo il giochino. Pensato? Sì. Fatto bene. Sì. L'ultima mossa. Sì. Prendete la lettera successiva a quella di prima
Sì, quella sì. E con questa lettera pensate all'iniziale di un grosso animale e il suo colore. Sì, sì. Fatto? Bene. Sì. Ora sapete esattamente come stanno le cose nel PD. Ditemi voi se è normale che D'Alema stia su un elefante grigio. Ma è bravissimo! È bravissimo! Guardi, veramente bravo, bravissimo. Signori, bravissimo. Perché vi ho fatto il giochettino? Ecco appunto. Cosa perché? le ho detto prima? Sì. Che il PD non sa affascinare. Ci sono alcune cose che a me piace ricordare degli anni 50, tipo il giubbotto di Fonzi. Ecco, se l'è messo, ma perché? No, ma o il microfono lucente. O il microfono lucente di... Sì, ce l'aveva anche la Leopolda. Degli anni 50. Bello, ma perché? Perché? Sì. Sono affascinanti, sanno affascinare. Sì, va bene, sono oggetti belli. Siamo sicuri che quello che serve a questo paese sia veramente la stabilità politica o abbassare le tasse? Sì. Oppure quello che serve è una canzone che scaldi il cuore? No, guardi, no, il paese ha bisogno... Come una canzone dei Matthew e Renzi Boys. Sì? Cos'è? Ma chi è? No, vabbè, ma no. Ma cos'è? Ma cosa fa? È un partito che sa fare. Ma chi si è? Ma dai, ma addirittura le gruppi. All'Italia servo qui. Ma sì, ma non faccia, guardi. Che sa farmi amare. Non amici. Ma state calmi, ma dai, ma è Renzi. Di fighetti come me. Non mi faccia gli occhi d'oro. Cosa fa? Trovali. Vabbè, ma... Io ti incanto, poi vedrai. Ne scegli una. Mi vorrai ma la prego. votare. Ma che votare? Ma no, ma addirittura una. Ma no. Vieni pure a Renzi Town. Ma piange. Che futuro vorrei. Ma sta piangendo, poverina. Elegante anzi cool. Ma no, ma povera che te... Cignoto è caduta. Voglio vincere perché ma come lo porterò via? Sta con vabbè. Senti letta fatti da. Guardi, veramente sì. Io ti voglio fregare. Lo divorano addirittura. Ragazzi, è là. Ma no, la carota no. Ma chi sono? Ma chi sono quelli? Baricco, Farinetti e Gori, addirittura, il corretto di Baricco, Farinetti e Gori, è impressionante. Ma basta, ma quanto dura? No, ma dai, ma no. Vieni pure a Renzi Town. Io son bravo a parlare. Ma guardi che non è il caso. Vieni pure a Renzi Town. Ma eccole lì. Io so. No. Carota? No, la carota no. Tutti. Fanfugliare. Aiuto. Ciao. Non mancate tra poco con il PDL. Straordinario, altro che premio Oscar, con il corretto di Farinetti, Baricco e Gori, quando c'era ancora Giorgio Gori. Straordinario. E la chiusura naturalmente nel segno That's All Folk, no, That's All PD. Benissimo, tra poco invece mandiamo in onda la conferenza stampa di ieri, quella di Matteo Renzi. Di Matteo? Avete capito bene? Salvini? No, Renzi è andato in onda fino adesso. Mi ha completamente rapito la performance di Maurizio Crozza, decisamente straordinario. Prima però facciamo un piccolo stacco nel segno della migliore italianità. Regia, occhio alla... Occhio qua, datemi gli occhi, come dice Renzi. Prima uno stacco e poi mandiamo in onda la conferenza stampa ieri tenuta da Matteo Salvini a Roma.
5 referendum, ma anche l'attualità politica. Buon ascolto, spero che vi siate divertiti come mi sono stradivertito io. Divertirsi e capire, perché alla fine, ripeto, secondo me val più Crozza che 1000 editoriali. Posega. 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 Fuoco orecchiato. Parli come parli, sa? Fuoco orecchiato. Posega, 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 posega. È una ciofeca, se ne frega, è una ciofeca.